Per partecipare a questo casting del film di Antonello Belluco, vedo tutta questa fila qui a Monselice. Lei è venuto anche per questo oggi? Sì, sono venuto per, se è possibile, fare la comparsa. Vedrai, insomma, faranno una selezione. Ma è la prima volta che lei partecipa? E io ho partecipato un'altra volta, sì. Sempre del film di Antonello Belluco? Sì, il santo, sì. Guerriero di Dio. Sì. Guerriero di Dio, ok. No, ma Antonello è molto bravo, fa bei film, mi piace. Sì. E invece la signora qui vicino? Io sono la figlia, anch'io mi sono armata di pazienza per attendere questa chiamata. Ho partecipato anch'io sia al film di Antonio Guerriero di Dio e ho fatto una parte come comparsa, comunque sì, in una contadinella. Una contadinella, sì. Una bella esperienza. Una bella esperienza, sì. Ma ha già partecipato per caso negli altri film di Antonello Belluco oppure no? No, assolutamente. È la prima volta in assoluto. Io partecipai a una trasmissione in TV tanti anni fa, ma... Hai Volpato Luca e Casalino Luca? Volpato e Casalino Luca? Ok, sì. Numero 70 e qua corrisponde al 77, non c'entra niente, perché il numero di liberatorie sono diversi dai numeri che avete voi. Ok? Chirardo Marco. Giusto. Ti ho già segnato? Bravo. Sei piaciuto? Sei venuto al casting di Antonello Belluco per questo film del San Leopoldo di Mendic, sai che è un film... Sì, è ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale, mi trovo un po' qua per caso perché anch'io ho letto sul giornale, poi sono appassionato anch'io di cinema, ho detto proviamo questa esperienza e basta, sono qui. Aspettiamo, vediamo com'è, comunque vada in esperienza, insomma, ecco da fare. Mi mettono il numero tipo 77, nome. Coscia Luigi, ha la penna là davanti. Mi dice il suo numero di cellulare, per favore? Questo qua è no, questo qua lo deve compilare tutto. Signore, lei è la prima volta che partecipa al casting del film di Antonello Belluco? Nel film di Antonello Belluco sì, è anni che faccio cinema e teatro. Il film che ho girato di Checco Zalone e Sole a Catinelle. E poi il primo è stato con Monicelli, Come quando fuori piove. Ho lavorato con Stefano Accorsi. Tu come mai sei qui a Padova? Beh, noi ci siamo distaccati in quanto sto facendo delle cure. Ma tu di dove sei originario? No, io sono di San Giovanni Rotondo e ho il privilegio di essere stato battezzato da Padre Pio. Amo questo santo e la cosa bella, anche se non credete, su 12 persone sono vivo solo io. Allora, questo è il primo casting che facciamo, ok? Lo scopo ovviamente è quello di trovare delle persone che siano adatte ai ruoli che stiamo cercando, per cui oggi sono tantissimi, adesso siamo solo a 200, ma giù ce ne sono altri 300, quindi insomma si tratta di cifre belle impegnative, non sappiamo nemmeno noi se riusciremo a finirli oggi, non credo, però insomma siamo contenti dell'affluenza che abbiamo avuto. Ecco. Che cosa riguarda questo film? Allora, questo film è un film che riguarda sia la guerra, quindi una tematica insomma a noi abbastanza cara, anche perché poi tutte le riprese sono girate in Veneto, ok? E poi ne parlerete con la produzione che lo sa sicuramente meglio di me, e sia anche il tema della cristianità, quindi insomma sono due temi che si intrinsecano perfettamente e poi non dico di più perché altrimenti insomma bisogna andarlo a vedere. Il film che ha fatto recentemente
Segreto d'Italia. Sì. Il Segreto d'Italia è un film insomma, che ha ha fatto discutere nel bene o nel male, e secondo me questo è un po' quello che dovrebbe fare ogni film, far riflettere, insomma, far parlare di sé. È un film che ha avuto un grande successo, ha vinto anche dei premi internazionali, e io mi auguro per Antonello che questo vada ancora meglio se possibile. Detto questo, registrata come comparsa, va bene? Grazie a lei di essere venuta. buona giornata. Grazie. Grazie signora di essere venuta. tutto, l'avevo anche spedito di email. Ottimo, quindi abbiamo tutto, allora in archivio. Anche Serio? Beh, la mia esperienza di oggi è stata veramente piena di sensazioni ed emozioni pazzesche, perché avevo l'ansia e felicità e curiosità e di tutto. Comunque è stata un'esperienza fantastica. Io sono qui oggi per questo casting di questo film, e è tra i primi casting che sto facendo, spero vada bene, siamo qui tutti in attesa e ci tengo particolarmente a partecipare anche come comparsa, qualche piccola parte di recitazione, in particolare per San Leopoldo, perché insomma vado spesso a trovarlo nella sua chiesa, è una persona a cui ci tengo molto, quindi chissà, magari è l'occasione giusta. Sono venuto a partecipare al casting per un nuovo film che vorranno realizzare di San Leopoldo. No, è bello, Cosa vedete? Tanto io un po' il baffo ho messo male però. Sì, perché Giotto pure un po' meglio. è un po' uno sbarazzino. È un piacere vedere che la gente abbia voglia di partecipare al cinema e anche a un evento, a un film di questo tipo. Già ho avuto esperienza col film di Sant'Antonio, c'erano 1200 persone e da quello che ho saputo ce ne sono state 400-500 anche oggi qui a Monselice. Credo che l'affluenza ci permetta anche di poter scegliere in maniera adeguata tante piccoli ruoli, comparse, che sono quelle che danno colore al film. Io credo sempre che i dettagli siano quelli che valorizzino ogni film. Le cose generaliste si possono darti un bel messaggio, ma i particolari, parlo di scenografia, attori, comparse e tutto, danno un valore aggiunto. Dopo l'ultima esperienza di Il Segreto d'Italia, che cosa ci puoi dire di questo film? Il Segreto d'Italia? Beh, sai, essere stato selezionato a Montreal, avevi vinto in Florida come miglior film straniero, e c'era anche Sorrentino e la Comencini, cioè mi ha fatto piacere perché lì è stato riconosciuto il valore artistico del film, è stato premiato in quanto tale, non hanno trovato nella storia assolutamente nessun tipo di problema, cosa che invece è stato trovato qua, quindi la valorizzazione di un film da un punto di vista artistico per me è stato un grande riconoscimento. Siamo stati invitati anche a fine mese in un altro festival sempre negli Stati Uniti, in Georgia e in altri posti. Dicono nessuno è profeta in patria. Nel nostro cinema i profeti in patria ci sono e tutti devono avere un certo colore, io quel colore non ce l'ho e perciò vado altrove. Come sono andati i casting oggi qui a Monselice per il film su Leopoldo di Mendic? I casting sono andati sicuramente molto bene, sinceramente non ci aspettavamo così tanta gente, siamo sicuri di aver trovato delle facce molto interessanti. C'erano degli attori che si sono resi disponibili a recitare un proprio monologo che avevano preparato in maniera totalmente indipendente, e quindi anche questo è stato un fattore interessante del casting, nel senso che sicuramente noi ce l'aspettavamo. C'è da dire che su alcuni di loro è stato importante vedere questo monologo, perché diversamente la foto non sarebbe bastata, quindi ci ha fatto molto piacere che le persone si fossero preparate così. Abbiamo mandato a casa circa 200 persone almeno, cioè quelle che siamo riusciti a contare, perché ce n'erano tante ancora fuori, tanto che abbiamo deciso di fare un altro casting sabato prossimo. Questa volta lo faremo a Padova, all'SB Hotel,
e saremo lì dalle 9:30 del mattino fino alle 3:30 e speriamo di riuscire a vederli tutti questa volta.